È arrivata in autostrada lungo la 1 all'altezza di Incisa la protesta dei ristoratori che stamattina hanno bloccato il traffico, in tanti giunti anche dal Veneto per far sentire la loro voce. C'è anche Alessia Brescia, ristoratrice veronese, direttrice regionale di Tutela Nazionale Imprese. Questa è l'unica voce che ci possiamo permettere di prenderci, quindi il blocco totale delle strade, ovviamente lasciando la corsia di emergenza libera perché non siamo degli sciacalli, però bisogna che ci sentano, che ci ascoltino. Ad aver scatenato questa nuova reazione è quanto annunciato in conferenza stampa venerdì dal Premier Draghi. Dal 26 aprile nelle regioni gialle ristoranti aperti a pranzo e a cena, ma solo all'aperto. Che non è possibile riaprire solo esclusivamente all'esterno, è impensabile. Uno, con le temperature, due, noi dobbiamo anche appoggiare quelli che all'esterno non ce l'hanno. Siamo alla frutta, dice Alessia Brescia. Noi paghiamo degli affitti e non capisco perché dobbiamo continuare a toglierci dei soldi di tasca che non ce ne sono più, sono finiti, perché gli aiuti non sono arrivati, sono 5 mesi che non ci abbiamo niente. Siamo esasperati, basta, non ce la facciamo più, vogliamo solo lavorare. Durante la protesta si sono vissuti momenti di tensione quando uno dei manifestanti è stato urtato da un'auto che poi si è allontanata. Siamo riusciti tramite un camionista a prendere il numero di targa, è venuta l'ambulanza, ha soccorso Antonio, però adesso sta bene. I ristoratori chiedono che le loro istanze vengano raccolte dal governo. Nel frattempo sono pronti a nuovi blocchi del traffico. Tutti i giorni, a oltranza.